che dopo aver avuto la legge, i fondi della legge, dopo aver avuto i decreti attuativi che AIO mi ha contribuito a scrivere, è stata la prima volta che le istituzioni hanno chiamato AIO per una cosa così importante, e poi è successo che ci hanno chiamati ancora anche per il PON, per il piano appoggio nazionale e per altre situazioni contingenti al Ministero. Le regioni dovevano fare le gare secondo i decreti attuativi e in questo nostro variegato paese in cui esistono più di 20 sistemi sanitari nazionali, le regioni sono comportate in maniera diversa. Siamo quasi alla fine, siamo quasi all'endplane, anche se nelle regioni d'Italia, che ricordo essere state Piemonte e Puglia, Piemonte ha deliberato, ha fatto la gara da poco, la Puglia no, però c'è una delibera in Puglia che ci autorizza ad agire e quindi a fare i test secondo scienza, quindi siamo già aperti e già li stiamo facendo in realtà. Il concetto è che l'informazione agli oncologi è arrivata, deve arrivare sempre di più, per questo abbiamo stabilito proprio durante questo congresso di fare un tipo di informazione ancora più vicina a quelle che sono le domande, per esempio, dei giovani oncologi. Le donne sono assolutamente sensibilissime, perché quando gli viene raccontato che serve il test, non ho mai visto problemi di nessun tipo da parte della paziente a recepire o meno questa possibilità. La parte burocratica amministrativa si è risolta con differenze tra regione e regione, la tempistica è cambiata in meglio, perché per esempio i test che si facevano negli Stati Uniti adesso si fanno in Europa, quindi abbiamo incrociato i tempi di spedizione e i tempi di stato. Dobbiamo spingere come società scientifica, dobbiamo continuare a lavorarci, perché questo è un patrimonio che abbiamo. Siamo arrivati tardi rispetto ad altri paesi del mondo e dobbiamo far sì che delle 10.000 donne candidate, al momento più o meno sono stati eseguiti meno di 4.000 test, delle 10.000 donne candidate ogni anno, almeno 9.000, se non tutte 10.000, abbiano l'accesso al test.